Buonasera a tutti, benvenuti all'incontro numero 5 della nostra rassegna Confini non confini e al secondo, appuntamento relativo alla storia moderna. Quindi io saluto sia voi che le persone che ci stanno seguendo invece in streaming da casa e focalizziamo un momento la nostra serata che questa sera si sposterà a parlare di confini litigiosi, che è anche il titolo di un libro evidentemente abbastanza fortunato di Roberto Bragaggia, che è il nostro ospite di questa sera, dal momento che il libro non è più reperibile in commercio, è esaurito. Tuttavia lo posso dire, Roberto, che Accademia, sì. Chi desidera può trovarlo scaricabile in PDF da accademia.edu, scrivendo il nome di Roberto Bragaggia, Confini litigiosi, in Google, si arriva lì ed è possibile scaricare il volume. Dunque, Roberto Bragaggia si è laureato in storia a Ca' Foscari nel 2002 e poi nel 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in storia a Padova. Nel frattempo, come discutevamo un po' prima di questa esperienza, è stato borsista per 3 anni del Centro Universitario Cattolico a Roma. Se andiamo a seguire un momento il suo percorso di studi, vedremo che i temi che sono confluiti in confini litigiosi lo hanno accompagnato, seppur declinati in vari aspetti, per molti anni. È stato assegnista di ricerca per un biennio a Padova, nel dipartimento abbreviato nel DISGEA, il Dipartimento, devo saper leggerlo, di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità, e inoltre ha collaborato in un progetto di ricerca nel quale avevo lavorato anch'io, un PRIN nel 2009, il PRIN nel 2009, ma i lavori di ricerca 2012, se non ricordo male, che era dedicato alle forme della statualità fra Medioevo ed età moderna nella terraferma veneta, con particolare riferimento proprio, ecco, adesso dovrò urlare, con particolare riferimento alle strutture organizzative dello Stato di terraferma. Attualmente è bibliotecario presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto e quindi un collega a tutti gli effetti, e ha alle spalle anche alcuni anni di docenza universitaria all'Università di Padova come docente di antropologia storica all'interno del corso di laurea specialistica in storia. Del corso di laurea specialistica in storia. Ora, quando abbiamo costruito questa puntata, chiamiamo, a volte una puntata, a volte appuntamenti, ma insomma c'è sempre l'idea della serie, il nome di Roberto Bragaggia ci è subito venuto in mente proprio per i lavori che ha dedicato alla montagna e alla montagna bellunese in particolare, sotto l'aspetto proprio dei confini, quelli che lui chiamerà zonali, è vero, ma che per quel che ci riguarda non sono più i confini istituzionali entro i quali si muoveva Marina Sanudo, come abbiamo visto la settimana scorsa, e non sono neppure quei confini di carattere culturale che abbiamo visto in ancora precedenti incontri. Sono confini comunque litigiosi, legati per la maggior parte a questioni di pascoli e di boschi, di beni comunali. Sono due cose diverse. Ecco. Dunque, detto questo, io passo subito la parola a Roberto e nel frattempo cercherò delle pile per il microfono. Certo, mi sembra giusto. Buonasera a tutti e grazie di essere presenti per questa serata, dove andremo a parlare di storie minime forse, racconti della montagna di mezzo, come il geografo Varotto ha appena intitolato il suo libro pubblicato per Einaudi. Storie che parlano di confini che non sono così lineari come li possiamo pensare adesso, ma diventano confini spaziali, zone di attraversamento, zone che riguardano tanto le comunità di villaggio e quindi l'assemblea dei capifamiglia che reggeva un piccolo territorio, nel nostro caso nel bellunese le regole,
Parleremo del rapporto che le regole bellunesi avevano con il loro territorio, con i beni comunali, che adesso andremo a vedere che cosa sono, e il rapporto che avevano con Venezia, quindi una dimensione integrata dei confini e delle modalità con questi confini venivano costruiti o decostruiti a seconda delle situazioni che si presentavano alle comunità. Però prima di fare questo, intanto ringrazio dapprima di nuovo voi altri che siete qui presenti in sala, chi ci sta vedendo via web, ringrazio l'archivio storico del comune di Castelfranco e la biblioteca comunale, nella persona del direttore Matteo, per avermi invitato e quindi anche il comune. Io però, prima di iniziare, vorrei partire da una breve sequenza, da un filmato, vediamo se funziona. Ecco, questa è la slide introduttiva, ecco, la deve lanciare Matteo, dove in un certo qual modo si cerca di entrare nella mentalità con cui gli individui del villaggio vivevano il confine nel corso dell'età moderna, possiamo dire quantomeno anche fino all'Ottocento inoltrato. Vediamo soprattutto in montagna. Adesso la direzione è aquello, daquele fraise al Rio, dall'altra cante, di Praga sono, e là puoi pasturare pure vos. Di là puoi pascolare. Ah, c'est bien. Ehi! Ehi, musiauti amun. Amun è pimio. E amun i prescio pico miei. E amun api la mio grangio. Ma è un caso di bramare. Sì, sì, per fare le cose come ciao. Sì, sì, vedo come fai cose come avento fare. Vedo. Y a-t-il quelques problèmes? No, ça va. Y a rien. Allora, siamo di fronte ad una scena tratta dal film di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro, del 2005. È ambientata in Valmaira, in Piemonte, in Alto Piemonte, e questo paese che è stato nominato nel film Chersogno, in realtà è Ostana. Ostana, adesso non vorrei mai sbagliare sugli accenti. Sta di fatto che noi vediamo adesso qui una scena molto affollata. Philippe, che era quel signore che parlava in francese, e questo pastore che arriva con la famiglia dalla Francia e vuole cambiare completamente vita. Era un professore di letteratura e vuole diventare un pastore. E trova questo paesino. In questo paesino, sperduto appunto in queste montagne, gli si propone uno spazio suo per poter pascolare. A questo punto si attiva una piccola riunione della comunità di villaggio con lingue diverse. L'italiano, il signore che parlava la lingua italiana era il capovillaggio, che in realtà faceva di professione il sindaco in un paese invece della pianura piemontese, e il signore che parlava in occitano e che diceva, mancano i sottotitoli, ma diceva: tu puoi pascolare dal Frassino, guardando la montagna, fino a Ruscello. Ecco, lì, quella montagna lì tu puoi pascolare. E il pastore Filippo diceva, e guardava, infatti questa bellissima scena dove si guarda la montagna. Poi arriva la signora Emma, che un po' arrabbiata dice, no, qui i pascoli sono miei, il grange è la malga, io ho lì le mie bestie, che mandate un altro a pascolare in buona sostanza? Magari non c'era poco, c'era pochissimo, perché ormai siamo in una fase anche nel film dove si vede lo spopolamento delle aree alpine. Noi però dobbiamo immaginare che lo sguardo, anche nel 600,
nei momenti che adesso andremo a raccontare, era un po' questo, di una cognizione, di una conoscenza estremamente costruita su alcuni aspetti, vediamo adesso, questo è, che sono appunto l'oralità, il confine d'uso in questo caso qui, era costruito sull'oralità, le consuetudini, la memoria degli anziani, le ritualità. Se avete presente anche le erogazioni che si svolgono in montagna, un tempo servivano anche per definire maggiormente i confini, soprattutto di confini d'uso, questi confini zonali che, ripeto, non sono confini così lineari, ma sono confini costruiti sull'uso delle risorse, sull'uso del pascolo, sull'uso del legnatico. Sono anche confini di pescagione, se andiamo nelle valli, dove si poteva pescare, e la comunità di villaggio utilizzava questi confini per costruire, ecco, il proprio territorio. Oltre a questo, il confine è costituito anche da pratiche di possesso, poi andremo a vedere che cosa, anche violente, come potrebbe essere, ad esempio, il sequestro di capi di bestiame per dichiarare che quelle terre erano di una comunità o di un'altra. Quindi il confine, dicevamo, non possiamo immaginarlo semplicemente come una linea. Confine, di fatto, dice Massimo Varotto nelle Montagne di Mezzo in un passaggio molto interessante, è una terra di mezzo, è un paesaggio dell'attraversamento, o come dice Matteo Melchiorre nella Via di Schener, è colla e solvente, il confine è poroso, il confine si attraversa, il confine è costituito da tutti quegli elementi che in un certo qual modo definiscono la cognizione della comunità e la sua, chiamiamola così, anche identità, che è un'identità variabile, mai fissa a se stessa. Quindi questo è un po' il modo in cui dobbiamo pensare di calarci questa sera, quando andremo a leggere le carte che mi hanno poi portato a costruire, ecco, il volume. Qui ne ho una copia che è la mia personale, l'ultima probabilmente rimasta, ecco, senza timbri di biblioteche o di altri privati, che è Confini litigiosi. Io ho voluto giocare un po' sul titolo di questa serata. I confini sono sempre litigiosi. Questo binomio che sta tra limes e lites. Il confine e la lite. Sono sempre binomi molto presenti, perché sul confine si costruisce il mio territorio o il territorio dell'altro. Non siamo ancora di fronte a quelli che saranno le frontiere, che invece si costruiscono poi solo successivamente con dei trattati. Qui sono confini, dicevo prima, di storie minime, piccoli boschi, piccoli pascoli, che in buona sostanza vanno a costruire però quel nervo che era il territorio della terraferma veneta tra il 400, al tempo della conquista della terraferma da parte di Venezia, fino alla sua caduta con il maggio del 1797. In buona sostanza lo sguardo con cui noi dobbiamo calarci è quello della comunità di villaggio, non è sempre semplice. Io quando facevo queste lezioni all'Università di Padova e parlavo agli studenti dei confini e delle comunità, cercavo di proporre delle carte dove si vedevano le riunioni dei regolieri, riunioni combattutissime peraltro, un po' come potrebbe essere qui questa sera. Una quarantina di persone, il caporegola che dettava in un certo qual modo le linee guida e si discuteva di come gestire le risorse e i beni. E attraverso l'uso delle risorse, lo spazio, quello che potrebbe essere uno spazio indefinito, si fa territorio. Ecco, il territorio diviene, lo storico Charles Meyer dice, il territorio diviene spazio decisionale nel quale viene stabilita la portata territoriale della legislazione e delle decisioni collettive. Il territorio in questo caso si fa uno spazio estremamente agitato, uno spazio laddove in qualche modo i rapporti di forza non sono tutti equilibrati, ma c'è chi ha un po' di più e chi ha un po' di meno. E anche nell'uso delle risorse, nell'accesso a queste risorse,
Sostanzialmente bisogna guardarli da questo punto di vista. Ecco, un altro aspetto su cui torno è che le comunità di villaggio, le regole, ecco, non erano, come dire, dei paradisi di democrazia, ma c'erano dei livelli dentro a cui ognuno poteva accedere, e anche nella distribuzione delle risorse a questi livelli bisognava in qualche modo rispettare, ed era la regola che in un certo qual modo aiutava a distribuire, sempre nell'ambito della equità o di una certa equità. Le carte di regola sono state studiate per il bellunese dal mio maestro di studi Ferruccio Vendramini, che è mancato purtroppo qualche anno fa, in un libro del 1979 che ha preso in mano tutta una serie di statuti campestri, come si chiamavano un tempo, dove venivano definiti in qualche modo quelli che erano i doveri di queste piccole comunità che costituivano il nervo del dominio da terra, della terraferma veneziana. Non stiamo parlando di comunità in senso ampio come le città o le quasi città, ma stiamo parlando proprio di piccolissimi puntini su una mappa che ad un punto di vista magari così dall'alto sembrerebbero così dispersi, puntiformi, lasciati un po'. In realtà questi piccoli punti sulla mappa del territorio veneziano costituivano uno degli aspetti fondamentali della politica della Repubblica di Venezia nel corso dell'età moderna. E parlavo di carte di regola. Ecco, il confine diventa un momento essenziale per la comunità. Questa è il preambolo ad una carta di regola che la comunità di Visome, nel Castionese, per chi conosce il bellunese, la bassa Val Belluna, aveva, pensate bene, compilato nel 1409. Poi c'è stato un rinnovo di questa carta nel 1513, quindi tra il XV secolo, poi nel XVI, poi ad un certo punto la carta è andata persa e quindi l'hanno riscritta. Ma la cosa interessante è che quando è stata riscritta, un po' tutto a memoria, d'accordo, perché la memoria che veniva tramandata, la carta è stata riscritta mettendo un aspetto, i confini, che erano dapprima al 13° posto nell'articolato del 1409 al primo posto nel 1608. Il 1608 non è una data a caso, adesso così può non dire nulla, ma quando parleremo fra un attimo dei catasti dei beni comunali, siamo nel pieno della temperie in cui la Repubblica di cosa sono? Vediamo se ecco il laser. Diceva: et prima a mattina via pubblica per la quale si va da Cividal a Castel Pigot, detto ora Cuor. Se conoscete la Val Belluna, Zetto, Cuore e Castoi sono 3 piccoli villaggi piccoli paesi adesso del Castionesi. E qua comincia a spiegare, cominciando dalla sommità della Val Caurera, et da detta via va a Ferir, pensavo fosse Fenire, in realtà guarda il documento Ferir, dal detto luogo de Sora per retta linea fino alla Turiga, è un corso d'acqua, e a mezzodì è parte del luogo chiamato Castellet e parte dell'acqua della Zicogna o Cicogna, che è un altro corso d'acqua. A sera acqua, e qui volevo farvi vedere una cosa. Nel 1409 quella a sera acqua non era acqua, quindi non c'era solo il corso, ma c'erano dei saletti. I saletti erano queste sporgenze di terra sul corso d'acqua, che per la Repubblica di Venezia, siccome non potevano essere determinati di chi erano questi saletti, erano beni comunali. Quindi, come cambia anche il paesaggio? Noi possiamo leggere le letture del cambiamento del paesaggio attraverso queste carte che sono conservate all'interno del fondo dei notarile dell'Archivio di Stato di Belluno. E poi continua. Questo è un esempio forse più eclatante, d'accordo, di riscrittura di queste carte di regola, dove però per principio c'erano i confini, e i confini erano dettati dalle risorse locali, pascoli, boschi e in questo caso anche acque. E adesso veniamo un po' al cuore della faccenda, i beni comunali, che sono di fatto anche il centro della documentazione da cui ho potuto lavorare per la ricerca per confini litigiosi.
Che cosa sono i beni comunali? Ecco, i beni comunali sono tutti quei pascoli, quei boschi, quelle montagne, anche in terra, anche se la mons vuol dire pascolo, sostanzialmente, quindi non stiamo parlando di montagna croda, ma di montagna pascolo, che al momento della conquista della terraferma da parte di Venezia, nel corso del 400, ella incamerò, mantenendo per sé, per Venezia, il principe, il dominio eminente e concedendo alle comunità di villaggio il dominio utile, quindi l'utilizzo, a patto che questi beni non venissero né venduti, né alienati, quindi, né permutati, né posti a coltura, d'accordo? Nulla che potesse in un certo qual modo generare reddito, d'accordo? Perché erano beni del corpo sovrano, erano beni del principe, quindi il corpo sovrano era lo Stato. E qui, attraverso questi beni comunali, il principe per paterna grazia, come dire, emanava la sua, il suo potere, la sua sovranità su un territorio veramente amplissimo. E questi beni comunali erano al centro di numerose contese. Dicevamo pascoli e boschi, il mangiarsi l'erba tra un villaggio e l'altro, anche frontalieri, era all'ordine del giorno. E Venezia, appunto, nel 400 li fa suoi. E come li fa suoi? Dicendo questa cosa qui, vediamo se... Ecco qui. Nel 1662 avevano già ben chiaro che cos'erano i beni comunali. Per i veronesi, ad esempio, quando si comincia a parlare di questo, in città Verona dicono et voce nuova et moderna. Noi non sappiamo di cosa si tratta. I beni comunali erano i beni del comune marcianum, non erano i beni del comune o della comunità. Purtroppo questo è un aspetto che al di fuori, ecco, dei territori veneti si fa fatica a comprendere. Ho partecipato ad alcuni convegni nei quali i beni comunali sono i beni del comune, i beni della comunità, mentre qui sono i beni di Venezia. Beni comunali, spesso e volentieri, raddoppiando la lettera M, mentre i beni comuni, su cui Matteo prima aveva dato una piccola sottolineatura, sono i beni che appartengono invece alla comunità, alla regola, e quelli invece sono bensì sono censiti negli estimi, cioè nelle rilevazioni fiscali che Venezia fa nel corso del suo dominio in terraferma. E qui ci dice che i beni comunali sono dunque composti dai beni che erano, attenzione, degli signori delle città ridotte sotto il pubblico dominio, in loco dei quali subentra la signoria nostra. E di ribelli qui si aggiunge qualcosina, naturalmente c'è una rielaborazione in una fase della storia dello Stato anche piuttosto critica, e quindi c'è bisogno in qualche modo di raccontarsi in modo diverso. Non basta dire che la comunità in qualche modo non può presentare degli atti positivi, delle carte per dire che questi beni erano propri, ma bisognava anche costruire tutta una sorta di, potremmo dire, retorica, e questo è come dire, il principio da cui si basa Venezia in anni di crisi. E dice et di ribelli, et banditi addirittura, stati sotto pubblica ragione, con le confiscazioni, onde sono senza esitazione di indubitabile pubblico patrimonio, sebbene concessi in godimento ad uso di pascolo, non dice di bosco, ma comunque era sostanzialmente sottointeso perché c'erano anche i boschi comunali, agli comuni di quei lochi ove i beni medesimi sono situati. Quindi le comunità di villaggio si trovano ad avere un ospite in più che comincia ad entrare in casa. Nelle relazioni delle comunità di villaggio ora si deve tenere in considerazione anche dei beni comunali, non più solo dei beni comuni. E i giochi che avevano fatto anche prima di un usurpo a vicenda magari, o di una, come dire, l'aver largheggiato, perché bisogna tenere conto che i pascoli e i boschi, soprattutto in area alpina, erano un surplus alla magrissima agricoltura di chi viveva nei territori in pendenza, e quindi in buona sostanza erano un aspetto che in qualche modo le aiutava. E difatti Venezia dice: ve li diamo a uso pascolo e a uso bosco per voi, non per la vendita. Poi ci saranno centinaia, forse migliaia di liti che si costruiranno appunto su questo uso un po' così allegro, potremmo dire, ma che allegro non era, perché era figlio di una ragione da parte delle comunità. Bisognava sovvenire alla sussistenza. E qui Venezia cerca di costruire la sua politica dei beni comunali, e lo fa
a partire soprattutto dal 1574, quando il Senato costituisce di fatto una nuova magistratura, i provveditori sopra beni comunali, che avrebbero avuto l'obbligo di vigilare su questa mole di terre ampissima, evitando gli usurpi e soprattutto cercando di costruire una conoscenza che al principe era necessaria per costruire i propri territori. Dicevo prima con Matteo che nell'incontro della settimana passata con il professor Michael Nepton, lui vi ha presentato il viaggio in terraferma di Marin Sanudo. E con Marin Sanudo, insieme ai sindaci inquisitori, si porta anche sulle alture del Lagordino, soprattutto in Val Imperina, per andare a verificare lo stato delle miniere, che erano un aspetto sostanziale per la tenuta della ricchezza di Venezia. E però lì fa anche un breve disegno che deve essere riportato sulla ultima edizione, quella pubblicata per Viella. Però l'aspetto che lui ha è del cittadino che si approccia con uno sguardo, non dico superficiale, ma quasi di compiaciuto etnografo, incontra questi personaggi magari dalla barba lunga sotto l'umidità delle miniere, però da lì non si muove. Mentre con questi provveditori, che saranno inviati spesso in terraferma per sovvenire a queste problematiche, ecco, di fatto Venezia entra nello specifico e comincia a conoscere le sue montagne. Dico le sue perché le appartenevano, anche se di fatto erano le comunità che le gestivano. E dicevo 1574. Dal 1574 per un trentennio i provveditori sopra beni comunali cercano di capire che cosa fare, come esercitare questa sovranità, che era il punto principale su cui Venezia, ecco, e i patrizi veneziani si muovevano. Ecco, per un trentennio si cerca di far fronte a questa mole di usurpi che le comunità comunque all'ordine del giorno praticavano, c'è poco da fare, dovevano sopravvivere. All'inizio del Seicento inizia invece a farsi fronte un progetto veramente ambizioso, che è quello della catasticazione di questi beni, cioè fare una mappatura di tutti i beni comunali presenti in terraferma. E questi beni comunali presentavano dei confini, e qui torniamo alla questione appunto dei confini. E la linguistica ci dice che il confine può essere considerato anche un atto performativo, quindi lo fa nel momento in cui si dice, all'inizio nella sequenza dei diritti stavano cercando di costruire un nuovo confine sulla base degli usi del pastore o della signora. Qui, quando ad un certo punto i nostri catasticatori vanno in terraferma, cominciano ad intervistare le comunità di villaggio e cominciano a chiedere: e questo bene a chi appartiene? E questo bene a chi appartiene? Il bene comunale lì c'è, è perché montagna, pietre, alberi, ruscelli erano gli aspetti che in qualche modo definivano il confine di queste risorse. E tra il 1621 e il 1622 viene costruito il catasto Cornaro, si chiama così dal nome di Federico Cornaro, che era il podestà e capitano di Belluno in quel periodo, ecco, che invia 15-16 persone, soprattutto cittadini bellunesi, a misurare questi beni. Il risultato del catasto Cornaro è questo volume che è fotografato presso l'archivio storico del comune di Belluno e di cui copia c'è anche in Archivio di Stato a Venezia. Questo è stato, come si può vedere qui, restaurato. Ed è un volume importantissimo perché segna per la prima volta quali erano i confini di queste risorse naturali. Però, questo è il frontespizio, dopo abbiamo visto il piatto, ecco qui c'è il mandato, quelli sono i nomi di alcuni, poi sulla pagina precedente che non si vede, dei terminatori, coloro che ponevano i termini in pietra durabile, doveva essere, dicono loro, la pietra. E poi c'è il mandato, dove si spiega esattamente quello che dovevano fare, come approcciarsi a queste comunità. Questi sono dei tratti, invece, del catasto, dove vengono riportati i beni comunali. In questo caso siamo nella Pieve di Lavazzo, Longarone, per intendersi. Eccolo qua. La regola di Longaron, Igne e Pirago.
Ecco, solo una piccolissima parentesi. Le regole potevano essere composte da un villaggio o più villaggi a seconda delle dimensioni che il villaggio, come era costituito sostanzialmente dal punto di vista demografico il villaggio. Longarone era piccolina, Igna era piccolina e Pirago erano piccolini, 3 villaggi con termini, ma che di fatto formavano un'unica assemblea, anche se poi spesso e volentieri si trovavano a ragionare per compartimenti stagni. E qui si vedono alcune, qui non si vede molto bene, però dice usurpazioni rilasciate, cioè quindi i perticatori, i catasticatori vanno in terraferma e dicono scusate ma chi è che sono stati, quei beni là sono beni comunali? Sì sì ma li abbiamo rilasciati, quindi quelli sono beni comunali? Fissiamo un paletto, fissiamo una pietra. E come lo facevano? E qua ce lo spiega molto bene il nostro Federico Cornaro. Al 7° punto, se non ricordo male, del mandato, in una parte dello scritto che riguardava in particolar modo l'Alpago e la foresta del Cansiglio, che era confiscata, era fiscata ed era foresta della Repubblica, quindi c'erano dei problemi molto particolari tra suolo e soprasuolo. Il suolo era delle comunità, il soprasuolo invece era di Venezia, gli alberi erano di Venezia, ma i tagli di chi erano? Al di là di questo aspetto che si cerca in qualche modo di nucleare nel libro, qui c'è una frase molto interessante. Cornaro dice: quando voi andrete a parlare con queste piccole comunità, attenzione, quando gli dovrete chiedere quali erano i beni comuni, cioè i beni propri, non sarà necessario diperticarli i comuni per saper la loro quantità, ma basterà con la cognizione che hanno ognuno di essi dir appresso a poco quanto egli è, nominandoli i confini particolarmente delle persone dove lo sono posti i termini. Quindi qui ad un certo punto del catasto, quella memoria, quella cognizione, che in un certo qual modo era la conoscenza delle comunità di villaggio, ecco, diventa conoscenza anche del principe. Ed è un aspetto interessante perché queste 3-4 righe, perché dopo continuano sulla pagina, sul verso di questa pagina, sul retro della pagina successiva, ecco, sì, di fatto rappresentano un punto di svolta nella conoscenza dei beni comunali e soprattutto dei confini che i beni comunali, come risorse, permettevano di costruire nel territorio, in questo caso bellunese. Qui vi faccio vedere invece un paio di mappe. Questa è tratta da un libro di Furio Bianco, dove i disegni cominciano a diventare molto più complessi. Prima siamo passati dalle parole, adesso alle immagini. Qui siamo già alla fine del Settecento. E qui c'è una lite furibonda tra la regola di Dogna e Provagna, che sono qui, questa è la Piave che scorre, qui c'è Longarone, non si vede, questo sapete cos'è? Questo è il Monte Toc e questo è il Monte Salta, che si guardano, no? E questo è il torrente Vajont, qui sopra. Qui c'è una strada che porta a questo spiazzo, vedete in mezzo agli alberi? Questo è il pascolo del Ranz, o del Ranzo, o del Rank, come viene nominato, che era appannaggio delle regola di Dogna e Provagna per portare al pascolo i propri animali. Solo che questo pascolo era conteso dalla regola di Casso e di Erto, che però non erano parte della podesteria del capitanato di Belluno, ma facevano parte della patria del Friuli sul lato del Pordenonese, e questi rispondevano non tanto a loro stessi, ma rispondevano all'abbazia di Sesto Arreghena, perché erano comunità infeudate in buona sostanza, erano comunità che dovevano rispondere a un signore superiore. E alla fine di una lunghissima lite, che è durata più di 400 anni, ecco, a fine del Settecento è stata prodotta questa mappa. Se volete, nel volume, ecco, è riportato un po' tutto questa lite veramente pazzesca, dove i protagonisti sono numerosissimi. Un'altra mappa invece è quella del Maboni, del 1781. Qui siamo sul basso bellunese, siamo tra
il Col Visentino e la montagna di Faverghera, quella linea che va sostanzialmente tra il Trevigiano e il Bellunese. E qui questa parte è la cosiddetta montagna di Campo, che è ancora visibile. Basta salire dal Nevegal fino al rifugio Bristotto con la seggiovia per chi ha pazienza o a piedi, e si può andarla a visitare. Ed è stata al centro di una contesa lunghissima, durata fino veramente a pochi anni addietro, tra le comunità trevigiane, il comune di Soligo adesso, e il Bellunese con le comunità del Castionego, con le regole del Castionese. Quindi sono liti che durano veramente tantissimo, ma attraverso queste liti si costituisce sostanzialmente il territorio, si costruisce quello spazio agitato che avevo detto poco fa. Quanto tempo ho, Matteo? Scusami, perché dopo non vorrei perdermi in... Ancora 10 minuti? Buoni, buonissimi. Scusa. Adesso allora a questo punto vorrei entrare all'interno di una storia piccola, una storia minima, come dicevo all'inizio, della montagna di mezzo. Qui siamo a Forno di Canale, oggi Canale d'Agordo, e Pittigogne, altro piccolo villaggio che componeva la Regola. Chiedo in sala se qualcuno conosce la villa di Pittigogne o l'avete mai sentita nominare anche soltanto passando per Canale d'Agordo. Ma l'ho chiesto veramente a tante persone. Questo è uno di quei toponimi che si è dimenticato probabilmente nel corso del tempo con la marginalizzazione sempre maggiore della montagna. E questo è un processo, una tantina di carte, che Matteo sa benissimo che sono poche rispetto a processi molto più ampi di centinaia e centinaia di carte o addirittura volumi, che si è stato celebrato dai provveditori sopra beni comunali nel 1674. Cos'era successo poco prima del 1674? La guerra di Candia. Venezia combatte contro l'impero ottomano, contro il turco, per questa piccola isoletta, Creta, importantissima per i commerci veneziani nel Levante, a partire dal 1645-1646. È una guerra che porta la Repubblica a una spesa ingentissima. Luciano Pezzolo ha stimato 125 milioni di ducati, una cosa veramente incredibile a pensarci. E avrebbe mandato fuori qualunque bilancio statale questa cosa qui. E allora Venezia cosa fa? Siccome era una cosa, Venezia era Repubblica Marinara, a Maritime Republic direbbe Frederick Lane, no? E quindi la sua vocazione era quella, non poteva perdere questa isola spersa nel Mediterraneo. E combatte con il turco dal 1645 al 1669. Parecchi anni di guerra, ingentissime spese. Come far fronte? Allora, da un punto di vista cominciano a vendere Venezia uno dei gioielli di famiglia, cioè le cariche nobili, il patriziato, gli scranni in maggior consiglio, al costo di 100.000 ducati. Però non sono tantissimi quelli che lo acquistano, anche se alcuni si nobilitano, alcuni nobilotti della terraferma si nobilitano. Una famiglia che poi vedremo, la famiglia Crotta, poco fra un po', e diventano patrizi veneziani, però patrizi che non entreranno mai, dicevamo, nella stanza dei bottoni, però avranno il titolo, la carica. Un'altra modalità per far cassa era la vendita dei beni comunali, cosa che non era mai stata approvata prima, perché significava entrare in quei meccanismi che tenevano la pace sociale e l'ordine dei territori. Quindi, dapprima i beni comunali sono uno spazio indefinito, poi con il catasto cominciano a diventare sempre più delineati, adesso cominciano a essere venduti. Le comunità di villaggio su cui questi beni contavano cominciano ad essere estremamente preoccupate. E qui nascono tutta una serie di liti maggiori per definire confini minimali. E questo è uno di queste storie. Nel giugno del 1674, perché poi il processo che i provveditori sopra beni comunali celebrano a Belluno, davanti al rettore di Belluno, nelle carceri anche. Ecco, questo processo qui
nasce per un piccolo problema. Adesso vediamo qual è. Giugno 1674. Che cosa accade? Un perito pubblico, tale Paolo Ponte di Gasparo, insieme a altri 2 amici, una compagnia di giro ben affiatata, si reca da Belluno fino a Canale d'Agordo per andare ad estrarre alcuni beni comunali, 10 campi di beni comunali, che avrebbe poi dovuto portare, come dire, con sé, virtualmente, ad un aristocratico bellunese, tale Tiziano Persicini, che li aveva acquistati pochi giorni prima all'asta. Il nostro trio, dopo una lunga cavalcata da Belluno fino a Canale d'Agordo, si ferma ad un'osteria sulla valle del Biois, sulle rive della valle del Biois. La osteria era di un certo signor Paolo Dandric, detto il Bello. Perché fosse chiamato il Bello, questo purtroppo le carte non ce lo dicono. Paolo Dandric, appena li vede arrivare, esordisce così: cosa veniu qua fate buserar? Fottere, si può dirlo? Però è questa la traduzione. In questi canali, a tor comuni, bisognerebbe che il comune si sollevasse e suonar campana a martello, uno dei gesti fondamentali quando volevano richiamare la regola di fronte a un pericolo, e darsi dietro a comun, a voi altri, e con sassi farve scampar via. Insomma, non era proprio un comitato di benvenuto. Il giorno in cui arrivano questi 3 signori era un giorno di opera, dicono quindi era un giorno di lavoro. Immaginate un po' se questi 3 fossero arrivati in un giorno festivo, quando c'era tutta la regola. La gente era impegnata, chi nei pascoli, chi nei boschi, chi in altre faccende. E questi signori dovevano andare qui per prendere questi beni comunali che erano stati venduti a questo signor Tiziano Persicini. Il problema, ecco qui, giusto per farvi vedere, ecco, Canale d'Agordo, non ho una mappa più bella, scusatemi, questa è la Val di Garesse. Che cosa era successo? Paolo Dandric conosceva molto bene Tiziano il Paolo Ponte, e qualche giorno prima c'era stata una riunione di regola in piazza San Giovanni, piazza San Zuanne, dove c'è la chiesa, a Canale d'Agordo, a Forno di Canale. In questa riunione molto movimentata, un altro signore, era stato, devo premere l'altro, era stato apostrofato con delle parole, ecco, non molto amichevoli. Il signore si chiamava Domenico Conte Ambrosio de Luciani. Luciani credo che sia un nome abbastanza ricorrente a Canale d'Agordo e è anche il nome di un papa, però erano delle famiglie importanti. E Luciani abitava non a Forno di Canale, ma abitava a Pittigogni. Bestia fottua, gli hanno detto così, non l'anderà sempre così a tuo modo. Questa era la voce che si sollevava. Perché? Che cosa era successo? Cosa aveva combinato Domenico con D'Ambrosio De Luciani? E l'aveva combinata bella. Voleva acquisire, farsi retrovendere quei beni comunali che il Persicini aveva acquistato attraverso una rete di scambi fittissima, che ci porta a raccontare anche di una montagna di mezzo e non marginale, che è profondamente interrelata con tutto il resto del territorio, attraverso le relazioni, le reti sociali. E molto probabilmente chi aveva proposto questo scambio era stato l'oste, che era un uomo presso il quale, la cui osteria, avvenivano una serie di scambi, di riconoscimenti, di relazioni, di cui ho trovato traccia cospicua sempre nei registri dei notai a Belluno. Cioè la sua osteria non vendeva soltanto vino o assetava i poveri viaggiatori che si trovavano a passare per Canale, ma era un luogo dove di fatto, sostanzialmente, avvenivano la costruzione della comunità in modo informale, perché il modo formale era quello della riunione di regola, mentre dietro le quinte c'era questo aspetto. E il Paolo Dandric, giusto per aggiungere un po' di pepe alla faccenda, era anche lo zio di Domenico Conte Ambrosio De Luciani. Sembra che la faccenda si chiuda qui. Ammoniti i 3, che comunque dovevano portare avanti il loro lavoro,
Andric poteva chiudere la porta e rinserrarsi, e invece così non va. Non va così perché loro fanno il loro mestiere, tornano a casa e Paolo Ponte scrive i provveditori sui beni comunali descrivendo che c'era stata una sollevazione nei suoi confronti. Lui era un perito pubblico della Repubblica di Venezia, lui sì, portava a nome e per conto della sovranità del principe lì su quei posti e nessuno poteva dargli contro. Il problema era veramente un altro, il problema era lo scontro, non dico fratricida, ma poco ci manca, fra le famiglie e le fazioni che a queste famiglie facevano capo alle parentele all'interno della regola di Forno e Pittigogne. Perché? Perché sin da un decennio prima, di fatto, i beni comunali non erano stati equamente suddivisi. I beni comunali delle montagne attorno alla comunità di Forno di Canale erano per 2/3 appannaggio della regola di Forno e 1/3 invece per la regola, della comunità di villaggio di Pittigogne. Quelli di Pittigogne non ne volevano sapere, perché comunque c'erano regolieri robusti che potevano avere numerose animali da portare al pascolo, come il Domenico o Ambroso de Luciani. Solo che dall'altra parte c'erano altre famiglie molto facoltose, i Favero e la fazione dei Tancon, che di fatto è ancora un toponimo presente a Canale d'Agordo, ecco, non ne volevano sapere, perché la regola, la comunità di villaggio di Forno di Canale era più strutturata di quella di Pittigogne. Quindi lui cosa fa? Cerca di comprarli, solo che li compra, ecco, in un modo surrettizio. Non lo fa chiaramente, non lo fa alla luce del sole, e lo fa soprattutto spalleggiato da famiglie importanti che erano quelle che poi si sarebbero occupate di portare anche i loro pascoli e i loro greggi al pascolo. Una di queste era la famiglia Crotta che era la proprietaria sostanzialmente di tutte le miniere, diciamo così, in modo lato sensu, dell'Agordino. Mentre dall'altra parte, ecco, i Favero erano invece intrigati con delle famiglie di mercanti non meglio specificate di legname del Bellunese. E questa cosa qui fa stridere, perché comincia a ricostituire appunto agli occhi della giustizia. Solo che noi lo possiamo leggere, ecco, con uno sguardo anche antropologico, quindi vediamo che il Domenico Conde Amoroso de Luciani non aveva in qualche modo compensato, d'accordo, l'ammanco che lui avrebbe apportato alla comunità di villaggio con qualcosa, non lo ha fatto, mentre gli altri sì. E quindi la comunità di villaggio in piazza San Giovanni aveva decretato che il Domenico Luciani non era un buon regoliere, perché si era posto ad un livello diverso, a un livello superiore, per via delle relazioni, per via della ricchezza. E quindi questo sguardo, come dire, dell'antropologo, anche dello storico, ci porta a raccontare una vicenda, come dire, una situazione estremamente esplosiva. Dicevo, storia minima. Venezia alla fine risolve la questione, come l'ha sempre fatto. Cerca di mantenere l'equilibrio. Io purtroppo non ho potuto fotografare il disegno che è stato poi allegato alla fine del processo. Sono 4 linee, veramente 4 linee, che dicono che questi beni comunali dovevano rimanere da una parte e questi dall'altra. Non sono di certo queste mappe qui. Una vicenda che è molto sapida, ha un sapore veramente così anche narrativo, però nel processo vengono qui effettivamente enucleati tutti quei protagonisti che, se poi andiamo a scavare nelle altre carte dell'Archivio di Stato di Venezia per vedere vicende similari, ecco, si possono ritrovare, si trova quest'area di casa. E sostanzialmente Venezia non fa altro che mantenere la pace sociale sui territori, perché per Venezia, era necessario per mantenere quella sovranità che avevamo detto sin dall'inizio, e attraverso i beni comunali questa forma di comunicazione politica delle risorse per Venezia era un atto di esercizio dell'autorità, per le comunità un riconoscersi attraverso
l'uso delle risorse e la costruzione dei confini. Quindi chiudo dicendo semplicemente che il confine non come dire, definisce, ma confonde, e confonde assai, come ha confuso me per cercare i 1000 rivoli di queste vicende, questa è una delle tante, e ha confuso molti altri. Il confine è cum teso, avrebbe detto Walter Pancera, è qualcosa a cui tendere, è uno spazio, diciamo, dell'attraversamento, è uno spazio nel quale si costruiscono relazioni e si costruisce anche quel controverso coacervo che è lo Stato giurisdizionale di antico regime, come poteva essere lo Stato della Repubblica di Venezia in terraferma. E qui mi fermo. Bene, qui esce un aspetto secondo me da questa serata molto, molto rilevante sul confine, e cioè l'esistenza al di là e all'interno dei confini più noti, più celebrati, di una serie di micro, io vorrei quasi dire frontiere invece, cioè abusando un po' metaforicamente di questo termine, cioè delle spezzettature, degli spazi ulteriori che uno non immaginerebbe così numerose, perché oltre a questi poi ci sono, voglio dire, i confini tra beni comunali e beni comuni, tra beni comuni e beni comuni, tra beni privati e beni comuni, tra beni privati e beni privati, e intorno a tutti questi confini la conflittualità È sovrana. è Sovrana. È sovrana, la conflittualità è sovrana. E così mi piacerebbe giusto ricordare, visto che sono terreni, diciamo, che ho tangentemente frequentato anch'io, questi dei confini, che è interessantissimo l'aspetto, poi non so se hai trovato anche tu nei tuoi documenti, il momento in cui ne hai parlato in un certo qual modo, della identificazione dei confini, cioè nell'atto creativo, nella disposizione del confine, che dà luogo ancora in pieno Seicento a modalità di definizione del confine alto medievali, cioè queste camminate, nell'alto medioevo le chiamavano le peregrinaciones, no? Con comitive che procedevano segnando letteralmente i confini e individuando, se possibile, confini che di notte non mettessero gambe, perché c'era anche questa fattispecie qua. Molti dei cippi confinari, benché fossero grosse pietre, stasera erano qua, domani mattina erano 2 metri più in là, In un e nei vano magari nascoste. esatto, gettate. o addirittura rimosse. Quindi cercavano ad esempio confini stabili, una parete rocciosa, un albero, no? Ecco, o dei cipi ben conficcati. Hai trovato tracce di queste camminate, diciamo così? Sì, ne ho trovate in altre ricerche, poi sono queste comitive composte variamente dal perito o dall'arbitro che doveva definire a chi appartenevano questi beni, o se erano appunto beni comunali perché erano stati usurpati, gli anziani del villaggio, se non potevano gli anziani perché avevano qualche problemino, magari qualche acciato, andavano i più pratici del villaggio a dire sì, no, io mi ricordo il mio confine arrivava fino a quel determinato albero, fino a quel determinato, e si costruivano delle vere e proprie sentenze, anche delle sentenze arbitrali more veneto, che quindi sostanzialmente erano inappellabili e che definivano di nuovo lo stato del territorio. E badate bene che però questi confini, questi territori, poi non è che una volta che si era raggiunto una sorta di equilibrio possessorio, che diceva Edoardo Grendi, che sul diritto possessorio poi si costituiscono tutti gli altri diritti a cascata, ecco, rimanessero immutabili. Assolutamente no, potevano cambiavano con l'uso e con la cognizione, con la percezione, con la conoscenza che nelle comunità veniva decisa di volta in volta. E comunque gli archivi notarili sono pieni di queste decisioni, sentenze, con personaggi che in varia misura si approcciano. Penso a Longarone, d'accordo?
Longarone conosciuta appunto per la tragica vicenda del Vajont. E a Longarone molte delle riunioni di regola di Longarone, Igne e Pirago avvenivano a casa della famiglia Campelli. La casa della famiglia Campelli è rimasto adesso il Ponte Campelli, c'è ancora sulla Piave, e aveva in località Rivalta, guardava il corso d'acqua, e in questo palazzetto i Campelli erano mercanti di legname, si erano situati in un posto strategico per il passaggio del legname dalla montagna fino alla laguna. Erano quelli che Gigi Corazzol definirebbe, professor Corazzol, dei mercanti globalisti, dal taglio fino alla vendita al dettaglio. Ecco, e per quanto riguarda la loro figura a Longarone, erano insieme ad altri mercanti, ma loro molto, molto di più, soprintendevano la vita della comunità, garantendo di lavorare nei pascoli e nei boschi per loro. Le riunioni di regola qui venivano definite a casa dell'oste, prima di finire in via ufficiale, e poi le riunioni di regola venivano tutte quante, o almeno la grossa parte, trascritte negli atti dei notai, c'era un notaio presente, o comunque venivano registrati perché erano alla fine degli atti pubblici, e venivano come dire, effettuate a casa loro. E queste figure qui in qualche modo le troviamo con i loro uomini magari su quel confine precedente che abbiamo visto qui, per definire che questi pascoli qui in qualche modo c'era un interesse anche dei Campelli, perché erano comunque vicini ai boschi sul Monte Toc. E quindi qui andiamo a definire non soltanto un confine all'interno della regola, ma un confine giurisdizionale tra un territorio della Repubblica e un altro. Questa linea di confine che vediamo qui, si vede poco, è la linea tra la provincia di Pordenone e la provincia di Belluno, l'attuale provincia. Il pascolo di Ranz fa confine, e siamo andati avanti per 400 anni, e se ne è discusso anche a casa Campelli con delle camminate su per quei pascoli, se non addirittura le erogazioni che salivano fino alla chiesa di Erto per definire i confini. Quindi sono vicende anche da un punto di vista non solo prettamente tecnico o storico, ma anche proprio umano, che ci fanno pensare, ci aiutano tanto. Ecco, io avrei un'altra curiosità da chiedere, però prima di continuare con la mia curiosità chiedo se tra di voi c'è qualcuno che invece ne ha delle altre da sottoporre a Roberto Bragaggia. Lassù. Buonasera. Scusatemi, io non sono abituato col microfono. Sì. Uno studioso, Antonio Fabris, che lo ha studiato per in questo libro che si intitola Le montagne sono nostre. Ha seguito questa vicenda in cui la comunità si è opposta non soltanto agli aristocratici, l'aristocrazia locale vicentina, che cercava di mangiare pezzi della montagna comunale attraverso acquisti dei beni comunali, ma addirittura a Venezia, e li hanno presi per fame perché hanno fatto una sorta di anello attorno alla comunità per non fargli arrivare i viveri, e alla fine la comunità ha dovuto capitolare. Diciamo che episodi però di cieca violenza, salvo qualche caso durante le vicende che ci sono state, qui ad esempio, qui per la montagna di Campo tra Soligo e le regole bellunesi, tra la comunità di Soligo e le regole bellunesi, durante il processo è stato dichiarato che un poveraccio era stato trascinato giù per la montagna e con il suo sangue in un certo qual modo si erano definiti i confini. Questi sono eventi truculenti, drammatici se vogliamo, che per lo storico diventano un momento gustosissimo, perché dopo a volte magari la noia di vedere alcune cose sempre scritte uguali, questo cos'è?
Però di fatto, ecco, questi episodi di cieca violenza sono episodi. E io finora non ho trovato, come dire, delle vicende che si concludessero con le armi, d'accordo? Ma questo conta anche molto l'atteggiamento di Venezia. E qui nel libro, ecco, non lo spoilerò, però lo dichiaro molto chiaramente, mi interessava vedere come i processi di territorializzazione del potere avvenissero in un momento di crisi profonda per lo Stato repubblicano durante il periodo della guerra di Candia. E si vede che Venezia continua a mantenere appunto la pace sociale, quello che domani sarà l'ordine pubblico, attraverso una frammentazione, una micro, come dire, uno sminuzzamento del fronte litigioso, e lo fa non prendendo mai una decisione salomonica, anche se ci sono delle terminazioni, ma lasciando aperti degli spazi. L'ordinamento repubblicano permetteva questo, perché poi poteva esserci l'appello. E quindi dai provveditori su beni comunali, se io la mia comunità riteneva di non aver avuto ragione, mi sarei dovuto rivolgere ad un'altra magistratura legata al Senato, che è il collegio dei 10, poi 20 savi del corpo del Senato, che avevano l'incarico di rispondere in appello con i loro, non si chiamavano più terminazioni, ma con le loro sentenze, che erano gli spazi, che potevano essere al laudo, se andavano bene, o al taglio a seconda. E quindi la conflittualità si frammentava, ma si frammentava non soltanto per un breve periodo, ma per centinaia d'anni. Noi possiamo seguirli veramente fino, non dico all'altro ieri, ma poco ci manca, quantomeno fino al momento in cui i territori veneziani sono diventati, della Repubblica sono diventate italiane, d'accordo? Nel 1866 e anche dopo, molto probabilmente, perché gli strascichi di queste vicende qui non li hanno risolti i napoleonici, non li hanno risolti gli austriaci, perché anche gli austriaci, quando arrivano qui nel 1815-16, cominciano a pensare a questi beni, a come farli fruttare. E quando nel 1839 viene emanata la sovrana risoluzione, che dopo i decreti attuativi sono nel 1842, e vengono mandati questi poveracci a misurare questi beni, a un certo punto dicono: noi di fronte alle comunità ci fermiamo un momento. Cioè, qui c'è una situazione veramente, veramente esplosiva. C'è qualcuno che dice che anche il 48, al di là degli aspetti, quelli delle città, sia stato molto più profondo qui in montagna, dove di fronte all'uso delle risorse naturali. Quindi c'è una continuità veramente lunghissima, perché si erano ormai, come dire, definiti in un certo modo. Il confine descriveva la volontà sovrana, ma descriveva anche la volontà locale, e queste due cose dovevano comunque andare assieme, e Venezia lo aveva capito molto bene. Prego. Quindi possiamo dire che il catasto nasce non come delimitazione di proprietà privata, ma di proprietà dello Stato sostanzialmente. Questo catasto sì. Quindi è quello che precede poi le frontiere, perché poi i catasti evidentemente in questa maniera diventano poi anche il preludio delle frontiere, penso. Per me. Sì. Dopo una seconda cosa volevo chiedere. Io ho letto che la politica veneziana di possesso dei beni comunali ha portato in molte zone a un grosso impoverimento della popolazione. È vero questo? Non solo, ma che alcuni diritti di legnatico e di pascolo sono stati anche ridotti. Allora, che ci sia stata una riduzione è indubbio, perché con le vendite c'è stata una riduzione dei beni comunali che erano in uso alle comunità. Però bisogna tenere in considerazione che le vendite effettive vanno dal 1646, l'anno dopo l'inizio della guerra di Candia, quando avevano capito che bisognava in qualche modo far cassa, fino al 1727, e sono state divise in 7 settime, nel senso che ogni settima era una piccola parte di questi beni, veniva venduta, messa all'asta. E queste vendite qui però non erano del tutto lineari, attenzione, e questo è un aspetto su cui io vorrei confrontarmi in un secondo momento con delle ricerche, quando, se e mai avrò del tempo a disposizione. Perché questi beni comunali, una volta che erano stati venduti, e non è sempre detto, ripeto, che una volta che il signore era andato all'asta a comprarli a San Marco,
poi li potesse portare effettivamente a casa, perché poi si aprivano dei fronti conflittuali, come poteva essere questo del processo che abbiamo visto, che in qualche modo rinviava ancora i termini, questi beni comunali rimanevano ancora tali. Dico questo perché le misure che sono state fatte da Beltrami, mi pare, negli anni 50-60 del Novecento, portavano, mi pare, ad uno scorporamento di 80.000 ettari, se non ricordo male, adesso così vado un po' a memoria, di beni comunali. Però tuttavia questi beni comunali, per diventare effettivamente proprietà di qualcuno, dovevano poi, a partire dal 1648, essere iscritti negli estimi dei beni comunali. E questo è un fondo documentario che sarebbe interessante da verificare per vedere effettivamente quanti di questi beni poi sono entrati nella proprietà di qualcuno, che poteva essere un cittadino, un regoliere, oppure erano rimasti tali perché galleggiavano in questo mare magnum della lite che si perpetuava diventando immortale. Quindi sui conti non saprei darle una cifra. Di certo ci sono stati degli impoverimenti, ma questo non ha creato, almeno secondo me, però probabilmente sbaglio perché dopo le mie ricerche sono andate un po' avanti, sono un po' interrotte, non sono andate avanti, alla crisi della montagna che vedremo negli anni a venire, soprattutto con le grandi emigrazioni di massa dell'Ottocento, quando la proprietà comunale viene avversata dalla proprietà privata, con i codici anche napoleonici. Però su queste cose qui bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha studiato il periodo successivo. Sì, questo è quello che mi sentirei di dirle in questo momento. Le comunità probabilmente sotto il dominio veneziano a queste condizioni vivevano, forse sopravvivevano, però anche i beni comunali che venivano acquistati, su quei beni che magari diventavano di proprietà di qualcuno, le comunità continuavano a lavorare nella figura magari di un singolo o addirittura di un gruppo. Ad esempio nei beni comunali acquisiti dai campelli, nei boschi, continuava a lavorarci gli uomini della regola di Longarone, senza problemi, quindi davano lavoro. Okay. Dopo nei decenni centrali, nei primi decenni del ventennio del Novecento cominciano a essere liquidati i beni comunali, cioè soltanto con il periodo fascista, se non ricordo male. Effettivamente sì. Sì, sicuramente. Ah certo, sì, c'è questa connessione. Sì, beh, c'è la connessione, ma è successiva, non è seicentesca, non è settecentesca, ma è ottocentesca con lo spopolamento della montagna. Per dirvi soltanto un esempio molto semplice, che l'emigrazione temporanea di uomini che venivano dalle montagne era comunque presente anche a Venezia nel corso del Cinquecento, del Seicento, del Settecento come lavoratori. Sta di fatto che noi negli archivi notarili abbiamo trovato delle procure per le quali di fatto continuavano a gestire da Venezia, perché sapevano che sarebbero prima o poi ritornati al paesello, i loro beni, i loro interessi. La cesura avviene quando vanno molto distanti e che quindi non c'è più la relazione anche con le risorse, con gli usi. Questo succederà soltanto successiva, questo accadrà soltanto dopo però, e quindi di fatto troviamo ancora queste procure, addirittura per eleggere il caporegola. Vanno dal notaio, dicono invia questa lettera e mandala pubblica perché io voglio eleggere questo signore che farà i miei interessi. E qui stiamo parlando di persone che abitavano magari 6-8 mesi l'anno a Venezia e tornavano soltanto in paese per 3 o 4 mesi. Quando ci sarà la cesura, lì sì, ci sarà una marginalizzazione e un impoverimento probabilmente della montagna. Bene,
Se non c'è altro, io ringrazio Roberto Bragaggia per questa serata che ha passato con noi, e vi ricordo che giovedì prossimo c'è l'ultima puntata dell'età moderna con Silvano Fornasa, e parleremo di confini invero assai particolari, che sono i confini tra la vita e la morte in relazione al miracolo della resurrezione dei neonati. Un miracolo in realtà molto diffuso nel Veneto già dal 600, ma nel 700, e qui sarà veramente una seduta interessante. Poi faremo una pausa di qualche settimana per riprendere a novembre con gli incontri di storia contemporanea. Forse, vi annuncio fin d'ora, forse potrebbe esserci una sorpresa intermedia tra l'uno e l'altra sessione, cioè tra l'incontro di Fornasa e quelli di novembre, ma eventualmente vi daremo puntuale notizia. Grazie ancora a voi, grazie ancora a Roberto, e un saluto a quelli da casa. Grazie a voi, buona serata.